Emergenza profughi infuria la polemica politica. Se da una parte non si fermano gli sbarchi in Sicilia e i continui arrivi di migranti anche a Padova, con il centralino della polizia locale preso d'assalto da cittadini indignati e preoccupati, dall'altra non accenna a placarsi lo scontro tra la CEI e la Lega. Ieri il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Nunzio Galantino, è intervenuto sul tema dell'accoglienza dichiarando: ci sono 4 piazzisti da 4 soldi che pur di raccattare voti dicono cose straordinariamente insulse. Questa è un'offesa a tutti i veneti, risponde il presidente della regione Luca Zaia. I piazzisti da 4 soldi sono quelli che sono stati eletti del 50% dei veneti, che corrispondono sostanzialmente a tutti i fedeli, per cui offendere noi è come offendere i veneti. Il Papa deve predicare il Vangelo, il Papa per definizione ha sempre ragione, rappresenta Dio in terra, però altrettanto vero un Papa che ha saputo stupirci, un Papa che tutti noi amiamo, dovrebbe secondo me provare anche magari a chiamare i preti senza mediazioni e provare a parlare con i preti che dicono esattamente le stesse cose nostre. E sulla questione dell'accoglienza, hub provinciale o accoglienza diffusa, Zaia è chiaro, la regione non è chiamata in causa e ribadisce ancora una volta: 2 su 3 non sono profughi. Innanzitutto finiamola con questa pantomima di dire che la regione non collabora perché c'è problema. E al prefetto non è vietato convocare i sindaci e definire con i sindaci qualsiasi forma di ospitalità, a prescindere dalla volontà della regione, perché la legge è chiara, la regione non è chiamata in causa, primo. Secondo, ogni forma di ospitalità, lo dico anche rispetto al dibattito che c'è in questo momento rispettoso con la Chiesa, ogni forma di ospitalità oggi ci dà una contabilità che è tragica: 2 su 3 non sono profughi.